Niente, vi ringrazio, intanto vedo che nonostante una giornata nefasta siate arrivati in tantissimi, sono felice perché è un momento importante, abbiamo delle persone che si sono concesse a parlare di un argomento notevole e proprio in occasione della mostra L'ideale manifesto, i manifesti di politica solidale, della solidarietà politica degli anni 70 che Luigi Nono assieme alla moglie Nuria Schelberg ha raccolto negli anni del suo iter internazionale con l'amicizia come non solo grande musicista ma grande intellettuale. La mostra ha avuto un successo notevole, l'unica cosa che riscontro è che le scuole hanno aderito poco, mentre era un'occasione per poter leggere la grafica, poter leggere la storia di un uomo importante da un altro punto di vista e soprattutto un momento storico che è tra l'altro tornato alla ribalta, che tocca e di cui i giovani trentenni, non i giovani di 10 anni, i giovani non conoscono, non hanno vissuto, non se lo ricordano e guardare e riflettere poteva essere un'occasione per riflettere meglio sul momento politico attuale. Ringrazio tutti i conferenzieri e soprattutto Massimo Donà che è stato l'ideatore di questo convegno che viene a chiosa della mostra, un'occasione notevole che ha avuto comunque un grande successo. Passo la parola alla signora Nuria Schelberg, Nono, è acceso. Acceso adesso. Beh, mi pare che Giulio abbia già detto tutto quello che avrei detto anch'io. Mi resta solo di ringraziare chi parlerà e sono molto curiosa anche di sentire quello che avranno da dire. Penso che questa mostra sia stata un successo perché è un momento adesso di solidarietà, un momento dove è molto importante pensare agli altri e niente, sì, lascio la parola a chi ha qualcosa da dire. Grazie. Allora comincia Massimo Cacciari, l'ordine è lui, poi parlo io, poi parla Francesco Vallagusta, mi chiude Giulio Giorello. In ordine alfabetico. O no? Quasi in ordine alfabetico. È vero? No, in ordine quasi, alfabetico. Bene, quindi vedete che ci sono ancora delle zone d'ordine in Europa. Ma la mostra è stata già presentata, ho già avuto modo anche di parlarne quando venne allestita alla Torre di Mestre. È una mostra che certamente documenta non solo quello che è noto a tutti, un impegno politico, una passione politica che ha accompagnato Nono per tutta la vita e che naturalmente potrebbe essere documentato in modo assai più proprio e approfondito, ovviamente non era una questione così, semplicemente era una conoscenza di questi paesi, una conoscenza delle forze politiche che operavano all'interno di questi paesi, spesso una solidarietà attiva nei confronti di quelli che combattevano per la democrazia in tanti dei paesi che qui sono in qualche modo rappresentati. Ma al di là appunto delle vicende politiche di Nono, questi manifesti sono anche interessanti in sé perché
testimoniano di un'epoca in cui il manifesto politico, la grafica politica aveva un suo grosso valore, un suo significato preciso, no? Noi oggi è praticamente un genere sparito, no? come l'epistolario. Non ci saranno più epistolari sulla faccia della terra, no? Non esistono più, le lettere non si scrivono più, le lettere. È una cosa, se ci pensiamo, abbastanza, un segno del cambio d'epoca abbastanza significativo, no? Non avremo più i grandi epistolari, non avremo più, tra l'altro Nono, e la Nuria lo sta pubblicando un po' alla volta, ha un grande epistolario. E così sono per i manifesti politici, non ci sono più, la propaganda politica la fai in altro modo, completamente diverso, e non soltanto dal punto di vista tecnico, perché il manifesto politico era una forma di espressione anche artistica, ovviamente, no? Ora, questa combinazione tra propaganda e forma artistica è scomparsa, non c'è più. Anche questo è un certo problema generale, no? Uno dei segni del cambio d'epoca è anche questo. Cioè l'artista, molti di questi manifesti sono fatti da pittori, da gente che aveva la sua ricerca estetico-artistica, culturale, eccetera. Il legame tra il fare arte e la propaganda, nel senso letterale del termine, che non è nulla di spregiativo, perché se io faccio politica devo anche cercare di propagandare le mie idee, no? In qualche modo. Devo cercare di renderle il più possibili popolari, comunicabili, no? Non è che non c'è niente di male in sé nel fare propaganda, è un elemento inevitabile e necessario dell'azione politica. La propaganda oggi la fa in modo totalmente staccato dalla ricerca estetico-artistica, eccetera, eccetera, non ha niente a che fare. Anche questo è un segno d'epoca abbastanza drammatico, non lo sto a giudicare giusto, sbagliato, bello, brutto, buono, è un cambio, qualcosa è finito e adesso è una cosa totalmente diversa. Credo che nessun importante artista contemporaneo ci starebbe a fare un manifesto per il Partito Democratico, per Berlusconi o per forse in certe occasioni tragiche, non so, ecco, fare la grafica perché c'è stata la strage, ma non è propaganda politica quella è una testimonianza di uno che pensa di esprimersi rispetto a una... Questo mi pare importante da riflettere, cioè questa mostra è un'occasione per riflettere, vedete, su alcune cose che segnano il nostro tempo. Naturalmente poi questi manifesti possono anche essere letti in chiave molto nostalgica in sé, no? Ma io sapete che sono refrattario in toto a ogni forma di nostalgia o sentimentalismi vari, perché certo testimoniano un'epoca nella quale c'erano tante speranze, insomma, c'erano dei principi speranza, non avendoli tanto condivisi neanche allora, figuratevi ora se... Ma però il manifesto rende quest'idea a volte, no? Sono molto diversi questi manifesti, no? Vedete voi, cioè ci sono dei generi completamente opposti, no? Anche questo è interessante, cioè il genere, certi manifesti americo-latini che hanno un certo carattere, ecco, vedete quello lì cileno, altri che riprendono in pieno la grafica rivoluzionaria sovietica, altri che riprendono in pieno la grafica della Link, della sinistra più o meno comunista tedesca tra anni 20 e primi anni 30, no? Ed erano tutti quello, no? Ed erano tutti manifesti spesso o influenzati da grandi artisti oppure proprio di grandi artisti. Altri manifesti sono di quel genere di manifesti del realismo sovietico, sono perfettamente analoghi ai manifesti nazisti. Quei due là sono identici, ma potrebbero essere cambiate la bandiera rossa, quel trombettiere lì, ed è un manifesto della Hitlerjugend, tale quale. Quindi
sono vari, no? Ci sono dei manifesti che sono anche rivoluzionari, diciamo così, nella loro forma, ci sono altri che sono perfettamente, sono quella propaganda che è propria di ogni totalitarismo, ecco. Quindi sono molto diversi. È interessante questa mostra anche da questo punto di vista, perché non c'è nessuna omogeneità in questi manifesti, né dal punto di vista formale né dal punto di vista forse anche dei contenuti, perché fare propaganda per difendere la democrazia o contro il Cile è ben diverso da fare propaganda per la DDR, insomma, francamente, no? E credo che Gigi lo sapesse molto bene, soprattutto negli anni 70-80, insomma, che su quei regimi, poi all'interno in generale del Partito Comunista e per Gigi in particolare, ovviamente il giudizio anche su quei regimi cambiò drasticamente. Non è che mai nessuno forse nel Partito Comunista, perché pochi fossero stati stalinisti, tuttavia nel corso degli anni 70-80, appunto 60-70, maturò una posizione, come tutti sanno, fortissimamente critica. Basti pensare a un'opera di Gigi come Diario Polacco, insomma, per sapere che cosa poi Gigi alla fine pensasse di quei regimi. È interessante che appunto in quei regimi la grafica politica fosse quella, che non aveva niente a che fare con la grafica politica dell'epoca della rivoluzione russa o della prima fase del regime sovietico, che è una grafica in sé rivoluzionaria, cioè le forme espressive sono forme di avanguardia, sono forme rivoluzionarie. E qui ce ne sono alcuni esempi di una grafica che è rivoluzionaria non solo perché esalta la rivoluzione o le forze eccetera eccetera, ma perché ha dei valori propri che sono innovativi all'interno del proprio linguaggio. Perché, come insegnava Benjamin, a me interessa che tu, artista, anzitutto rinnovi il tuo linguaggio, non mi interessano i tuoi contenuti. Se i tuoi contenuti sono rivoluzionari, sia rivoluzionario anche il linguaggio che adoperi, se no della tua rivoluzione a me non me ne frega niente al limite, perché mi interessa allora il politico, il filosofo eccetera, che mi spiega che cosa devo fare, la rivoluzione, la forma che ha il mio impegno rivoluzionario. Se tu artista fai un quadro o scrivi un romanzo, devi essere rivoluzionario per le forme che adoperi nel modo in cui lo scrivi, non per i suoi contenuti. E questo, voglio dire, era Walter Benjamin, ma era anche al 100% Luigi Nono, come sanno tutti quelli che conoscono un po' della sua musica e della sua attività artistica. Ecco, questi sono i modi in cui io leggerei questa mostra, in cui ne sottolineerei l'importanza, no? Non va vista così di corsa, vanno colte queste differenze, vanno colti questi problemi, e sono problemi che credo ci interroghino ancora. Grazie. Grazie. Sì, anch'io cercherò di dare qualche spunto a partire da questa mostra. Colgo anche l'occasione per ringraziare, come mi hanno ringraziato a me, appunto Giulio, Claudia, Gerard, quelli che Silos, insomma, no? Che hanno avuto questa bella idea con Nuria di allestire questa mostra. Allora, io partirei da alcune affermazioni di Luigi Nono stesso, che si caratterizza, come appunto è stato già detto, molti artisti del Novecento, per una interessante ansia di nuovo e di sconosciuto. È come se la produzione estetica, che a lungo era stata, come dire, ossessionata dall'eterno, dal valore immutabile dell'arte, e invece cominciasse ad inseguire, non è una novità questa ansia di novità, certo, nasce nell'Ottocento con grandi filosofi, però ecco, vediamo un po' come la vive, come la testimonia Luigi Nono. Luigi Nono, sulla scia di Béla Bartók, altro grande musicista, si rende conto che
al punto in cui ci si trovava, leggo, cito, gli occhi devono essere capaci di leggere quello che c'è scritto e devono ricavarne delle conseguenze pratiche, sempre che vi sia ansia verso lo sconosciuto, inquietudine. Cioè devono essere, continua Luginono, capaci di riconoscere i microtempi all'interno del tempo, proprio quelli che inseguiva a modo suo anche appunto Béla Bartók, parlando di questo concetto che lui definiva parlando rubato, cioè il tempo della voce, lo definisce, il libero tempo della voce. Cos'è questa inquietudine che il musicista, l'artista Luginono voleva cogliere, voleva far emergere dalla scrittura che si legge, dalla scrittura della partitura, perché poi la musica è anche scritta, no? Ha una forma spaziale anche sempre, no? Ecco, era un'ansia che ha le sue più vicine, se vogliamo, radici in grandi intellettuali come Simmel, come Nietzsche, prima di tutti, che è questa. Cioè, sembra quasi che il compito, propriamente, così lo definiva anche lui, Luginono, rivoluzionario dell'artista, fosse proprio quello di far emergere un movimento intrinseco interno alle cose stesse, alle forme. Vita-forma, che è una polarità che è stata attraversata, pensata all'inizio del Novecento. Penso solo a un grande artista figurativo, Kandinsky, che nello spirituale nell'arte scrive a proposito del che cos'è, lui si chiede cos'è l'arte, cioè, basta con il come, non dobbiamo più pensare al come, la questione non è più quella di scegliere tra arte rappresentativa, mimetica o arte astratta, invece Kandinsky che è stato l'inventore dell'arte astratta in pittura. Eppure dice non è questa la questione è quella del che cosa. E cos'è il che cosa di Kandinsky? Molto raramente, anzi per non dire mai, io l'ho letto da parte degli storici dell'arte, dei critici d'arte. Kandinsky lo dice chiaramente, il che cosa è il movimento puro, dice Kandinsky. Movimento puro, che non è il movimento, dice sempre Kandinsky, da a, un movimento teleologico che va verso un fine, che ha un inizio, una fine, causato, che ha una causa formale, una causa finale. No, dice, è un movimento immediato, assoluto. E cos'è questa inquietudine di cui parla Luginono, se non qualcosa che in chiave musicale fa suonare ancora una volta questa idea geniale di Kandinsky, di pensare ad un movimento che in quanto puro, attenzione, non si contrappone neppure alla quiete. È il movimento originario che ogni quiete custodisce in sé. Ecco perché il musicista nono voleva, come dire, far emergere questa inquietudine vitale che in qualche misura era rivoluzionario. Perché? Perché rompeva radicalmente con una lunghissima tradizione, che adesso la dico così in modo molto approssimativo, potremmo addirittura far cominciare dal mito di Orfeo. Orfeo, come tutti sapete, aveva persuaso le divinità a, come dire, fargli riportare in vita l'amatissima Euridice. E come li convince? Tramite la musica, questo movimento puro della musica. Ma come la perde Euridice? Voltandosi, guardando. Da lì inizia, mitologicamente, evidentemente, che cosa? Quel primato del vedere che avrebbe segnato tutta la storia del pensiero occidentale. Il vedere che mortifica, che pietrifica, che appunto riconduce alla morte quella vita che solo il suono era riuscito a resuscitare. E anche la musica, che pur è suono, sembra dirci Luginono, stava vivendo questo rischio, questo pericolo di pietrificarsi. Infatti c'è tutta la sua ricerca, che adesso vado veloce, la sua ricerca dei quarti di tono, che non è certo il primo a
a perseguire. Però cos'è il quarto di tono? Questa divisione all'infinito di quel canone, di quella forma apparentemente immutabile, che era appunto la distanza tra le note della scala tonale, della scala temperata, quindi do, re, mi, sol, do diesis. No, tra il do e il do diesis ci sono infinite possibilità che altre forme musicali hanno sperimentato, tipo la musica indiana per esempio, no? Le frequenta. Luigi Nono cercava di liberare questa musica occidentale, come dire, cristallizzata nelle proprie forme, cercando di far tornare in vita quella vita che solo avrebbe consentito alla forma stessa dell'arte di rivoluzionarsi continuamente, di essere nuova, cioè di tornare a quell'inizio, a quel primo, che è l'unica dimensione all'interno della quale davvero il passato, le forme, i concetti, le forme, ciò che è stato, non ci vincola. Perché in fondo, lui lo dice a Giulio Genono, c'è una bellissima affermazione che fa, a un certo punto gli fanno, sapete il questionario di Proust, no? Che si usa fare, e gli chiedono qual è secondo lui la sua caratteristica fondamentale di carattere. Lui risponde, bellissimo, nostalgia del futuro. Nostalgia, cioè cosa vuol dire nostalgia del futuro? Nostalgia di quell'unico momento che è proprio l'origine, l'archè, il primo momento in cui si è davvero liberamente rivolti al futuro. Allora scardinare i canoni, le forme musicali era un modo anche per, come dire, liberare le cose sempre, come dire, appesantite da un passato che si impone, che pesa, che ci impedisce di essere davvero nuovi, davvero rivolti al futuro, per cercare appunto di raggiungere quello che lui poi chiama anche il suono morbido, non staticamente ancorato sull'intonazione, cito, dettata e imposta secondo scale scelte con esclusione di altre. Chiudo ricordando che questa ricerca, questo anelito di cui è testimone Luigi Nono, è politico o no? Ecco la questione. Questa arte che cerca di essere intrinsecamente, dal punto di vista formale, come si diceva prima, rivoluzionaria, non solo perché, come dire, appoggia contenuti politicamente rivoluzionari. È politico o no? Vi ricordo che in un testo fondamentale per il pensiero politico moderno, cioè Il Principe di Machiavelli, a un certo punto Machiavelli dice che il principe sarà destinato a fallire se non sa riconoscere questa inquietudine, questo cambiamento che la realtà dovrebbe costringerci a riconoscere. Sarà destinato a naufragare se non riesce a dare alla propria forma di governo, alla propria forma politica, la capacità di rinnovarsi continuamente. Quindi, in questo senso almeno, l'inizio della politica moderna e queste esperienze di avanguardia del Novecento, di cui Nono è uno dei massimi rappresentanti, indicano appunto un senso rivoluzionario che va ben al di là dei contenuti politicamente rivoluzionari che pur appoggiava, che dicono un modo di vivere l'esperienza dell'arte come questa nostalgia di futuro, che sembra un'espressione chiaramente contraddittoria, paradossale, ma che è l'unico fine che non è mai davanti a noi, perché è sempre dietro di noi, che potremo cercare di raggiungere. Grazie. Io ringrazio naturalmente per l'invito e così volevo semplicemente un po' partire dal titolo della mostra, Un ideale manifesto, anche soltanto così per analizzare etimologicamente che cosa ci dicono questi due termini. Ideale è abbastanza semplice, scontato quasi, no? Deriva da idea, e però idea in un senso quasi molto molto soggettivo, molto molto interiore. Uno vive, no, dei suoi ideali nella misura in cui questi ideali
non hanno ancora fatto parte della realtà, no? Un ideale può essere tranquillamente mio e non è di un altro. E quindi certo che l'idea ha nel suo etimo il fatto che l'idea è guardare, vedere qualcosa, però quando noi diciamo ideale intendiamo qualcosa che magari uno ha visto vagamente ma per sé nella propria interiorità. Da qui l'esigenza del manifestare. Cioè cosa vuol dire manifesto, proprio anche da un punto di vista etimologico? Deriva da due termini, manus, abbastanza semplice da individuare, e poi c'è una radice fest, che è in realtà un intensivo di una radice indoeuropea fend, che vuol dire toccare. Questo ci, diciamo così, essendo la radice indoeuropea possiamo trovare dei termini, non so, per esempio l'inglese to find vuol dire scoprire, trovare, no? Ma in realtà quando è che scopri? Quando tocchi qualcosa, quando la trovi, quando l'hai toccata. Ma anche in italiano questa radice fend è molto molto comune. Se voi pensate quando io devo impedire che qualcuno ti tocchi, ti defendo, no? Ti difendo, quindi impedisco che qualcuno ti tocchi. Se voglio invece toccare qualcuno, scontrarmi con lui, io lo offendo, cioè lo tocco contro, no? Se una calamità ha toccato un territorio, io dico che quel territorio è infestato. Cioè questo fest, nella radice intensiva, offend, indica il toccare. Quindi cosa fa il manifesto? Nella sua dimensione più generale, generica possibile, quindi non stiamo ancora parlando di manifesto politico o manifesto letterario, ci fa toccare con mano un'idea. No? Cioè l'ideale che potrebbe essere campato per aria è il manifesto, cioè cosa vuol dire? Lo tocchiamo con mano. E io credo che senza questo, appunto, senza qualcosa che ci colpisce, no, che possiamo toccare con mano, l'ideale resta, appunto, rischia di restare molto molto astratto, no? Cosa c'entra allora il manifesto con l'ideale? Noi abbiamo detto, in questo significato manifesto può valere tanto per un manifesto politico, perché faccio toccare con mano un'idea politica, tanto per un manifesto per esempio letterario o artistico in generale, no? Perché naturalmente una certa poetica deve poi essere manifesta in uno scritto, anche in un cartellone volendo, in un manifesto che può essere anche musicale, quello che volete. Cioè faccio toccare con mano una certa poetica, oltre che un certo ideale politico. Ma perché le due cose non possono essere scisse? Io credo che una risposta ce la dia molto molto semplicemente Kant, quando ci dice nella critica del giudizio che il poeta osa rendere sensibili idee della ragione di essere invisibili. Cioè il poeta cosa fa? Potremmo dire l'artista più in generale, no? L'artista è colui che osa, fa questo gesto, cioè rischia di rendere sensibile, cioè di toccare con mano, no? Quello che è soltanto un ideale, che potrebbe essere del tutto invisibile finché non ci facciamo i conti realmente. Ecco, il poeta fa questo. E da qui appunto l'importanza decisiva, a mio avviso, anche delle grandi esperienze del Novecento che ci citavano anche prima, no? Cioè, perché è importantissimo il movimento puro di Kandinsky? Beh, perché questo movimento puro per Kandinsky era, nei suoi testi emerge, era il suono interiore, molte volte lo chiama il suono interiore. Cioè cos'è il vero movimento proprio anche dei suoi? È il suono giallo famoso, no? Cui collaborava con Schoenberg. Perché è chiaro che l'arte è l'unico modo con il quale, questa volta rubiamo una citazione a Schiller, noi possiamo tenere insieme due elementi, diciamo così, l'essere, il sensibile, la terra, no? E il dover essere, l'ideale, la moralità. Diceva Schiller, dall'essere non si genererà mai il dover essere, cioè dalla nostra polvere, dalla nostra terra non si genererà mai il cielo, evidentemente. Né possiamo dare per scontato che l'ideale ci sia già, perché se ci fosse già l'ideale, se l'ideale fosse già in qualche modo visibile, ci sarebbe poco da aggiungere, no? Dobbiamo trovare il modo di collegare queste due cose. Allora abbiamo bisogno di un'opera d'arte che sia il pegno visibile di una morale invisibile.
cioè che riesca a tenere insieme queste due cose, cioè rendere visibile l'invisibile, diciamo così. E questo mi sembra essere proprio il motivo di questi manifesti, no? Cioè il manifesto in realtà è immediatamente tanto artistico quanto politico, perché ha questa funzione, cioè tiene insieme l'ideale e il sensibile, e qui davvero non vedo come si possa differenziare arte e politica. L'artista, nella misura in cui fa una poetica, quella poetica è immediatamente politica, cioè immediatamente il modo in cui tu configuri un mondo, e d'altra parte il politico, nella misura in cui vuole configurare il mondo, cioè vuole dare concretezza al suo ideale, beh, è costretto a fare un'operazione artistica, no? A colpirci. È chiaro che io, se voglio fare un manifesto, e questa volta parliamo del manifesto in senso tecnico, cioè i manifesti che sono per esempio qui presenti, io devo organizzare uno spazio, non posso andare per idealità, devo organizzarlo, per cui se è più importante mettere una scritta, bene, se è più importante mettere una figura, bene, se metto un fucile in primo piano non è come se metto la coltivazione del riso in primo piano, è evidente che il punto è diverso, no? E quindi posso mettere un volto oppure 4 volti in primo piano, ma a quel punto il singolo volto avrà un certo effetto, 4 ne avranno uno decisamente inferiore, cioè lo spazio del manifesto è la prima cosa che mi costringe a toccare con mano la limitatezza del sensibile, per cui io devo articolare in qualche modo e quindi devo decidere, devo entrare in compromesso con la realtà e dico alcune cose del mio ideale posso metterle per terra e altre cose no, ci devo già rinunciare fin da adesso se voglio colpire. E allora è chiaro che io devo colpire, devo convincere, cioè devo trovare il modo di articolare un mondo. Questo implica, come diceva prima anche Massimo, questo implica che devo avere a che fare con un'articolazione, una strutturazione, cioè un ragionamento sulle mie idee, perché se le voglio concretizzare, queste devono essere ragionate, non possono essere urlate. No? L'urlo è totalmente inarticolato, il manifesto implica una sua struttura, implica una sua variabilità, una sua variazione. E un tempo, potremmo dire così, proprio visto che è stato citato bene, un tempo questi manifesti coltivavano la nostra immaginazione, permettevano proprio una coltivazione delle nostre facoltà, no? Ci inducevano a ragionare insieme ad essi. Oggi molto spesso le idee politiche, si diceva prima, non si comunicano più con i manifesti ma si comunica con gli slogan, e anche qui una brevissima analisi della parola ci fa capire cosa è cambiato. Lo slogan deriva da appunto una crasi di 2 parole dell'antico scozzese, slog che vuol dire guerra e gairn che vuol dire urlo, cioè lo slogan è un urlo di guerra. Non è un manifesto che articola, che mi fa toccare con mano, che mi fa ragionare, ma è un urto, cioè proprio un urlo inarticolato, che non fa ragionare, ma che deve colpire, nel senso che colpisce e blocca. E questo ci fa riflettere molto, perché questo vuol dire che i nostri ideali oggi vengono resi sensibili molto spesso più con un urlo di guerra che non con un manifesto, cioè con un ragionamento, con un'articolazione dello spazio, con un impegno a strutturare le cose. E credo che la cosa ci interessi molto, no? Cioè, proprio anche adesso, attualmente, cosa facciamo? Visto che alcuni nostri valori sono stati messi in discussione. Rispondiamo con un urlo di guerra o rispondiamo magari provando ad articolare uno spazio, ad articolare un ragionamento, a manifestare i nostri ideali piuttosto che semplicemente a urlarli? Perché naturalmente la manifestazione non esclude che ci sia anche la guerra dentro a questo, perché il manifesto è anche di guerra, ci sono coltelli, ci sono fucili, che vuol dire che la guerra c'è, però l'articolo in uno spazio, ci ragiono sopra. E se non articoliamo, se ci limitiamo a rispondere con un urlo di guerra, io temo che, per dirla proprio con una battuta, potremmo anche vincerla, questa guerra, però non saremo più Occidente. Cioè l'Occidente è quello che storicamente ha sempre articolato le sue idee, ha sempre strutturato, ci ha sempre ragionato sopra. Grazie a Francesco, che prima ve l'ho detto,
magari qui a Venezia non l'avete visto spesso, è un bravissimo giovane professore del San Raffaele, pensate, uno dei nostri primissimi allievi, uno dei primissimi laureati, che ora è già professore, quindi avete capito che la qualità di certi studenti del San Raffaele è altissima. Studenti, ex studenti ormai, appunto, ha scritto un sacco di libri, era solo per presentarlo un minimo, no? Ha scritto già una valanga di volumi, di curatelle, di tutto. Adesso diamo la parola a uno che invece conoscete perché a Venezia ormai è quasi in casa, nel senso che viene spesso, ha parlato spesso, dai tempi dell'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, dai tempi dei convegni dell'Istituto Goethe, ti ricordi, no Giulio? E quindi, però merita di essere presentato uno dei massimi filosofi contemporanei, filosofo della scienza che però, per dire l'apertura di Giulio Giorello, non disdegna di scrivere libri bellissimi su Topolino, di scrivere cose straordinarie che esulano anche dal suo campo specifico di competenza, perché il filosofo appunto ha proprio come sua caratteristica, e Giulio la incarna alla perfezione, quella di non stare al particolare e bloccarsi nel particolare, ma di percorrere i vari campi del sapere e di dirci qualcosa di stimolante, come credo ci dirà ora. Questo è ottimo. Bene, spero che si senta, grazie per l'invito a questa chiacchierata. Io sono l'unico, credo, che non sia del San Raffaele. In questo caso sì. Sei in netta minoranza. Sono in netta minoranza, l'angelo Raffaele non si estende su di me con le sue ali protettive. Chi lo sa? Va bene, allora, cosa vorrei dire? Vorrei dire che sono molto contento di essere qui, che è un grande onore per me partecipare a questo nostro incontro in questo contesto così bello, e prendo le mosse da una frase di Nuria Schoenberg Nono, che qui ricorda tra i vari manifesti alcuni, citazione sua, esempi bellissimi dall'Asia e dall'Africa. Allora vorrei esprimere innanzitutto la mia commozione per aver visto qui alcuni appunto manifesti africani, della lotta all'emancipazione dei popoli lì, soprattutto delle colonie del defunto, per fortuna, impero portoghese, in particolare alcuni del Mozambico. E lo dico con grande affetto e con grande commozione, perché uno dei miei migliori amici, il professore Fernando Gil, che è stato un grande filosofo della scienza, che era nato a Lorenzo Marques, oggi Maputo, ed è stato uno che ha passato 20 anni a combattere nella guerra, nella giungla, per la liberazione del Mozambico e anche di altri popoli sotto il dominio portoghese, come gli angolani, il popolo di Guinea-Bissau e anche il popolo di Capoverde. La cosa che vorrei dire era che Fernando Gil era un portoghese di grande tradizione quasi nobiliare come famiglia, ma non combatteva dalla parte dei colonialisti, combatteva a fianco dei neri, appunto rischiando ovviamente continuamente la vita, non soltanto per i rischi militari, ma anche per il fatto che se veniva preso sarebbe stato ammazzato immediatamente dai fascisti salazaristi come un traditore. Ecco, no, lo dico con molto così orgoglio di essere stato grande amico di Fernando, che è scomparso qualche anno fa, e vengo proprio tra l'altro da Lisbona, dove abbiamo istituito un premio in onore di Fernando, ma soprattutto ho il piacere, quando ho detto agli amici portoghesi di questa iniziativa, di comunicarvi i saluti dei democratici del Portogallo, i quali si ricordano bene che la lotta dei neri in Angola, in Mozambico, in Guinea-Bissau e altrove è stata anche la premessa della rivoluzione che ha spazzato il fascismo portoghese, prima che ancora che il Gapron
del paese vicino tirasse finalmente le cuoia, insomma. Ecco, e questo mi sembra un modo di rendere proprio anche atto a Luigi IX per questa apertura culturale, per questa apertura politica, per questo grande respiro che ci fa capire che la lotta della libertà in un paese, come diceva Malcolm X, guarda caso un altro nero, è la lotta per qualsiasi paese che vuole buttare fuori un regime oppressivo. Dopodiché cosa posso aggiungere? Che questi manifesti sono molto belli, che mi hanno ricordato dei momenti della mia gioventù, che mi hanno ricordato anche per contrasto, per analogia, esperienze di altri paesi. Io non sono uno studioso d'arte, non sono colto come Medonà, non sono colto nella filosofia teoretica come l'amico Valagussa, tantomeno nemmeno come il mio caro amico Massimo, ci conosciamo da solo 40 anni, Massimo ed io, però vorrei dire questo, che questi manifesti continuano ancora a comunicarci, non tutti, alcuni, una grande passione libertaria. E allora mi ricordano per esempio i manifesti, i murales che ho visto in Portogallo, i manifesti, i murales che ho visto a West Belfast, nelle zone controllate dal movimento repubblicano, no? E talvolta la capacità di queste persone, questi artisti, che talvolta erano degli artisti professionisti, talvolta invece dei pittori o dei disegnatori tirati fuori dalla popolazione che fa altri mestieri. Ecco, la capacità di mescolare forme diverse di comunicazione. In Irlanda si mescola molto la canzone di pub con i murales e coi fumetti, per esempio. In Portogallo, a un certo punto, quando ci furono le questioni politiche che cercavano di evitare che la rivoluzione dei garofani diventasse immediatamente un ritorno al vecchio regime un po' edulcorato, era invece una grande capacità di unire, lì si univa fumetto, cinema, musica, di nuovo il fado, per esempio, con altre forme di espressione. Questo continuo gusto di cambiare espressività, questo mi sembra uno degli elementi molto forti. Certo, una cosa devo dire, e questo era un po' un punto che riprendo da Massimo Cacciari, un conto è il manifesto di un regime che a un certo punto ritiene di aver realizzato i propri ideali, e un conto invece quello di un movimento che sta ancora lottando per questi ideali. Questo si coglie molto bene secondo me nella grafica vietnamita, prima e dopo della unificazione del paese, tanto per fare un riferimento a una realtà che tutti i democratici hanno seguito con grande partecipazione e affetto, cioè la grande lotta del popolo vietnamita contro i colonialisti francesi, contro gli invasori giapponesi, contro gli invasori americani e anche contro gli invasori cinesi. Non bisogna dimenticare questo altro aspetto coraggioso della lotta dei vietnamiti. Ebbene, voglio dire, c'è un certo scarto, secondo me, tra il manifesto di chi si trova ancora a lottare, a modificare le proprie strategie, e invece quello di chi ha raggiunto ormai l'establishment, ha creato un nuovo ordine. E secondo me questa è la dinamica interna e profonda che vede da una parte la sedizione e dall'altra parte l'istituzione. E spesso coloro che sono i ribelli a 30 anni diventano poi l'establishment a 50, sono non naturalmente cifre puramente significative. Ma è il vecchio tema che io ho sempre trovato uno dei grandi drammi anche di movimenti a cui io sono poi culturalmente vicino, come la riforma protestante. Un conto è il Calvino, il Giovanni Calvino, giovane filologo, critico delle letture abituali del Vecchio e del Nuovo Testamento, il ribelle Calvino. E poi dopo c'è invece l'uomo dell'institutio religionis cristiane che diventa un terribile oppressore
che soffoca appunto qualunque forma di dissenso, da Michele Servetto a Castiglione e agli altri tentativi invece di una riforma nella riforma, che andasse avanti, che non si fermasse mai, che mantenesse quello, non so chi l'ha usato, Massimo l'ha usato anche il movimento puro, Donà e anche Valagussa, l'inquietudine profonda che un manifesto deve riuscire a comunicare. E quindi questa è la ragione per cui io trovo una certa differenza, nonostante la mia simpatia per il comandante Thälmann nel comunismo tedesco degli anni 30 e tutti gli echi che evoca nella guerra civile spagnola, trovo una certa differenza tra Thälmann da una parte e la celebrazione post festum di Thälmann nella cosiddetta Repubblica Democratica Tedesca. Quindi secondo me il manifesto tende proprio si inserisce in questa tensione tra sedizione e istituzione. È ovvio che le mie simpatie, o meno il mio interesse maggiore, vada per quelle situazioni in cui l'istituzione nuova non è ancora emersa e c'è invece la tensione di insofferenza, di ribellione, la volontà di libertà come elemento cruciale. Prima Massimo Cacciari ha detto delle cose molto belle a proposito del fatto che il manifesto può essere oggi una forma finita di comunicazione. Sì, certo, io non vedo bene che cosa vogliamo fare, mica i manifesti per Renzi o per Berlusconi, signori, vi prego, insomma, un minimo di senso dell'evitare il ridicolo. Ma forse in altri contesti il manifesto può ancora funzionare, per esempio laddove ci sono delle minacce all'ambiente, alla conservazione dei nostri beni naturalistici o dei nostri beni culturali. E non sto parlando soltanto di situazioni, non so, l'Alaska per esempio, dove c'è un problema molto grosso di inquinamento, o la foresta brasiliana, tanto per intenderci. Basterebbe pensare al nostro paese, allo scempio di una valle meravigliosa come è successo appunto recentemente, no? Con la famosa questione della TAV, o alla violenza contro Venezia fatta dalle grandi navi. Insomma, il manifesto qui può essere ancora uno strumento utile di lotta, e lo è in quei paesi dove il cammino verso la libertà è ancora difficile, anzi in cui si rischia di perdere le conquiste fatte. Chi conosce attualmente la situazione dell'Irlanda del Nord sa quanto è come dire, fragile la pace ottenuta e quanto il movimento repubblicano, pur tra lotte e divisioni, settarismi, sta facendo di tutto per salvare la democrazia nelle 6 contee occupate dell'isola. O, per non dire, un altro esempio che mi è caro, la situazione in Euskadi, che rischia continuamente di essere compromessa dalla politica stupidamente repressiva e centralistica dei governi di Madrid, oltretutto adesso, diciamo così, messi sul chi vive dal successo democratico del movimento catalano. Quindi le situazioni politiche sono situazioni, secondo me, che cambiano in vari contesti, e laddove c'è una questione forte di libertà messe in discussione, allora forse lì il manifesto può tornare, o ha di già quella pregnanza e quella forza che i più belli degli esempi qui ci stanno oggi comunicando. E qui chiuderei con un ultimo, secondo me, se volete, paradosso, aporia, direbbe il mio amico Donà. Lui piacciono le parole difficili, no? Un'aporia che si lega a questa comunicazione, laddove il manifesto non è un elemento di regime, di istituzione, ma è un elemento di affermazione di alcune forze libertarie, quelle che gli inglesi chiamano freedom al singolare o liberties al plurale, o enfranchisement, atto di liberazione,
sono le tre parole che, guarda caso, fanno il leitmotiv di una delle più belle delle tragedie di Shakespeare, Giulio Cesare. Ecco, questo tipo di situazione è ancora ricca di forti potenzialità proprio per un'aporia che è quella per cui il manifesto è qualcosa che vuole rendere chiaro, evidente, un programma politico, un ideale, qualcosa che altrimenti sarebbe invisibile, ma lo deve fare talvolta nella clandestinità, quando la possibilità di esprimersi non c'è. Voglio dire, e questo dico, non c'è bisogno di andare tanto lontano, basta andare a Bilbao o a Donostia, San Sebastian, per rendersene conto, dove la repressione contro, non solo contro i patrioti baschi militarmente organizzati nell'ETA, ma anche contro i movimenti democratici della sinistra basca, è stata durissima e lo è ancora durissima. Quando d'altra parte un capo di Stato come il dottor Rajoy viene a dire che la scelta dei catalani, per esempio, è stata antidemocratica, sarà sbagliata, sarà criticabile, sarà tutto quel che volete, ma è stata una scelta democratica del popolo catalano contro il centralismo oppressivo del governo madrileno. Quindi in queste situazioni in cui viene soffocata la semplice libertà di espressione, qualunque manifesto allora diventa un esempio, è stato detto prima bene, del potere dell'immaginazione, ma anche di quella che John Milton chiamava la libertà primaria, e cioè quella di poter esprimere liberamente le proprie idee. Ecco, io credo che una mostra come questa abbia oggi un senso proprio perché si colloca dalla parte di tutti coloro i quali, contro forme di discriminazione, di oppressione, di limitazione delle nostre libertà, rivendicano ancora il diritto di usare la parola o il disegno, o magari una buona combinazione di tutte e due, per poter esercitare quella che appunto Milton diceva la libertà primaria, senza la quale ogni altra libertà viene meno. Grazie. Grazie Giulio, intervento appassionato, bellissimo. Adesso, visto che è abbastanza presto, siamo stati bravi, molto veloci, non vi abbiamo annoiato troppo, spero, e se avete domande, questioni, possiamo avviare qualche discussione. Siamo qui. Un intervento, qualsiasi suggestione. Bando alle timidezze, eccolo là. Vieni. No, vieni, fatti sentire, se no. Una seconda riflessione sul fatto che non ci sono più manifesti pubblicati, ma graffiti, no? Su muri, nelle maglione, Vicino microfono. Scusi, ci sono graffiti, quindi politici e sociali, più che manifesti pubblicati, no? Sì, diciamo che l'osservazione è giusta, nel senso che il discorso che si è fatto, forse, almeno adesso io dico la mia, poi se volete intervenire voi, sul fatto che il manifesto sia finita, che pure è un po' finito come forma di espressione, non toglie che vi siano nuove forme di espressione, di rappresentazione di queste istanze. L'arte del graffito, appunto, che hai appena ricordato, è una fortissima manifestazione, forse non così distante da quella del manifesto, ma non solo, io direi che non dimentichiamoci, chi è più aggiornato lo dovrebbe anche sapere, anche la musica oggi, in questi anni, diciamo, ha svolto spesso un ruolo di questo tipo qui. Penso per esempio ai rapper oggi, che magari persone di una certa età non frequentano, ma il rap è una delle forme più forti di espressione di istanze libertarie, come direbbe Giulio. Quindi
diciamo che sono emerse nuove forme di espressione che non sono più quelle del manifesto, certamente, no? D'altro canto, anche nella nostra attività di scrittori, sappiamo benissimo che la carta non è ormai l'unico elemento, no? C'è il mezzo informatico, c'è il computer, ci sono gli ebook, insomma, quindi ci sono nuove forme attraverso le quali io credo le istanze che abbiamo ricordato, di cui Luigi Nono è stato una delle più forti testimonianze del Novecento, possono ancora trovare un modo per manifestarsi, forse anche per organizzarsi al di là del puro urlo, appunto, no? Si tratta di saperle rintracciare. Ecco, non è finito tutto perché non c'è più la forma specifica del manifesto cartaceo. Nuove forme che dovremmo imparare a frequentare e a decifrare. E sono molte, sono nuove, però io credo che questa istanza, questa esigenza non potrà mai venir meno. Troverà nuovi supporti, ma ci sarà sempre. Ma è interessante, sarebbe interessante vedere come il messaggio, l'ideale, viene tradotto in forma sensibile, tra virgolette, perché uno potrebbe dire, ma il mezzo informatico, il computer, è sensibile o non è sensibile? Qui sarebbero questioni molto grosse. Ma io credo che la questione torni ad essere sempre urgente. Si tratta di saper riconoscere i nuovi linguaggi dell'arte. Non so se volete, o altri. Volevo chiedere se è possibile considerare la nostalgia del futuro come non un'utopia, ma una progettazione di un rinnovo delle coscienze. Sì, capito, molto bene. Io avrei la risposta, però se volete voglio... È un po' a tutti che lo chiedo. Perché... Allora, io me la potrei cavare con una battuta, ma poi è da spiegare. A volte si dice che il futuro è il passato del passato, no? Che è vero se intendiamo dire con questo che l'unica vera nostalgia è quella del futuro, in quanto il futuro in realtà è chiaramente il modo con cui noi leggeremo il nostro passato. E quindi in un certo senso è il passato, cioè l'origine del nostro passato, evidentemente. Il problema è questo futuro è in grado di educare, appunto come si diceva a questo punto, le coscienze, cioè questo è un po' il problema, cioè il fatto che, abbiamo detto, oggi l'arte che è sempre stata concepita come coltivazione, come Bildung, no? Insomma, per usare un'espressione tedesca, no? Cioè Bildung, no? Costruzione della coscienza, oggi invece punta molto di più sullo shock che blocca la coscienza. Questa è la grande, no? Visto che si citava prima Benjamin scopre questa cosa, teorizza questa cosa, per cui ormai l'arte non serve a coltivare, ma molto spesso a colpire, cioè a intercettare il funzionamento della nostra coscienza e a bloccarlo in maniera tale da come dire, suscitare uno shock, una coltivazione delle nostre facoltà, anzi, proprio perché le arresto, no? Riesco a colpire. E Benjamin diceva questo con un paragone molto significativo, cioè diceva, molto significativo anche per noi, cioè diceva, cosa pensate di poter capire voi di un manifesto se appunto il modo con cui si guardavano prima le immagini un tempo era la meditazione continua sulla stessa immagine per anni e anni. Lui fa l'esempio del monaco che nella sua cella guarda l'icona sempre con tutti, no? Con la pioggia, con il sole, faceva freddo, faceva caldo, cioè guardi sempre la stessa, e questa icona ovviamente, no? Trovi significati infiniti. Lui dice, poi passi di fronte a un manifesto, lui usava proprio la cosa del manifesto pubblicitario, lo guardi un secondo, se ti colpisce bene, se non ti colpisce amen, e vai avanti, no? Hai un secondo per essere colpito, mentre l'altro poteva gustare la sua opera d'arte per anni, no?
Eppure noi oggi ci troviamo a dire una cosa quasi diversa, cioè diciamo, ah guarda quei manifesti che magari ci colpivano anche solo per un istante, ma quella era ancora arte, mentre invece oggi noi diciamo, non so, appunto i graffiti, ma saranno, non saranno, e questo è esattamente il problema, no? Cioè magari tra un po' diremo, magari avessimo ancora i graffiti che oggi invece magari svalutiamo, oppure magari avessimo oggi i rapper che oggi invece pensiamo essere forme svalutate. E questo è proprio il problema secondo me, di un futuro che, come dire, noi non possiamo ipotecare dicendo ci sarà una coltivazione delle coscienze, non ci sarà questo. Di certo, se c'è uno sforzo che dobbiamo fare è non pensare a quello che abbiamo oggi come necessariamente una svalutazione, no, rispetto a quello che è la nostra tradizione, perché la nostra tradizione ci ha portato esattamente qui. E quindi appunto, come si diceva prima, nessuna nostalgia, nel senso che le forme passate non possono proprio per definizione essere riattualizzate e recuperate, perché quel buon passato, quei bei giorni antichi ci hanno portato esattamente qui. E allora voler pensare che il futuro sia il modo in cui certe cose vengano recuperate, no, saranno recuperate in altra forma, saranno recuperate in altro modo, esattamente come Benjamin poteva svalutare il manifesto, brevemente manifesto pubblicitario, non quello politico, se vogliamo proprio definire i termini, e invece noi oggi troviamo una grande ricchezza nei manifesti. Grazie. Vuoi dire qualcosa, Giulio? No. Allora, una breve risposta anch'io provo a darle. Utopia o non utopia? Ma secondo me in realtà è tutt'altro che un'utopia, almeno per Luigi Nono, e sono d'accordo con lui da questo punto di vista. Perché? Ma perché appunto quella inquietudine che abbiamo detto essere al centro delle sue ossessioni, no? Estetiche. Lui dice a un certo punto una cosa bellissima, che è questa, cioè in realtà quello che voglio trovare attraverso questa ricerca di penetrazione all'interno delle forme date è un sentire che, Luigi Nono dice, un sentire del quasi nulla, quasi nulla. E allora, in che senso non è utopico questo? Perché in realtà, se noi stessimo a ciò che è stato dato nel passato, alla tradizione, che in qualche modo ci condiziona, no? A tutti, sempre, il nostro procedere sarebbe inevitabilmente condizionato, vincolato da queste forme di conoscenza, da questo che abbiamo acquisito, che ci ha costituito, che ci costituisce. Allora, però c'è un'istanza di libertà in Nono, no? Fortissima. Ma questa istanza di libertà, da dove viene? Questo è il punto, noi siamo condizionati. Ma dice, ma cosa cerchi? Quello che è impossibile, che non c'è. Prima di tutto, se c'è un'istanza, un bisogno di libertà, evidentemente questa libertà l'abbiamo in qualche modo frequentata, esperita. Se no non potrebbe neppure esserci il bisogno. Io non ho bisogno di abracadabra, ho bisogno di qualcosa che, se ne ho bisogno, i filosofi amano dire, i nostri amici, no? La ricerca della verità, il filosofo comincia, si interroga, no? Dice, ma la verità, mi direbbe Giorello, giustamente, ma basta con questa verità, sì, un po' più relativo, non c'è la verità. Ma un punto è chiaro, se la filosofia nasce, ammesso che nasca, come domanda di verità, dobbiamo riconoscere che questa verità insieme, non la conosco, se no non la potrei cercare, non ci sono nella verità, ma anche già la abito, se no da dove viene questo desiderio di verità? Se non sapessi nulla della verità, io la cerco. Cosa cerchi? Cosa cerchiamo? Stessa cosa per la libertà. Non siamo liberi, siamo condizionati da mille cose, no? Giulio Giorello nel suo bellissimo ultimo libro, Libertà, mostra come anche le scienze del nostro tempo ci mostrino in fondo, ci facciano venire dei sospetti, ma siamo veramente liberi quando decidiamo, o sono i neuroni, tutto quello che vogliamo, ma alla fine questo bisogno di libertà da dove viene? Solo da una istanza può venire, come dicevo prima,
da quella situazione in cui siamo all'inizio, nulla essere, non c'è nulla che ci condiziona. Questa è l'utopia, ma un'utopia che anche non è utopia perché è il più reale della realtà, è il cuore profondo della realtà che già Orfeo cercava sprofondandosi nell'Ade. È questo il punto, no? Allora è tutt'altro che utopico, è il cuore pulsante della realtà che spesso noi non sappiamo più riconoscere perché ci adagiamo appunto nelle forme costituite. Anche i grandi rivoluzionari, diceva prima Giulio giustamente, quando arrivano al potere sembrano spesso dimenticarsi di questo cuore pulsante. Allora l'artista è il primo che ha orecchi per questo cuore pulsante. Il cuore pulsante è quell'inizio da cui dobbiamo provenire, anche se nessuno di noi l'ha mai sperimentato, per il semplice fatto che adesso ci rivolgiamo. Futuro, inizio, nostalgia del futuro. Prego. Qua se no non siete nessuno. Intervengo solo per l'emozione che mi ha dato, non ho niente di particolare da dire, per l'emozione che mi ha dato questo pensiero della nostalgia del futuro. Per avere nostalgia del futuro bisogna avere questa istanza, che sia della verità ma della vita, no? Che fa sì che a un certo punto un soggetto anche piccolo, dall'urlo, passi attraverso quello che insomma si inizia a definire i significanti. Cosa significa? Dall'urlo, come è stato detto da Massimo Donà, il manifesto è un urlo che prende una struttura simbolica, quindi a un certo punto si struttura, è un urlo che passa attraverso una domanda, no? Come il bambino che dall'urlo, se vuole avere una relazione con l'altro, con il mondo delle parole, eccetera, deve passare attraverso le parole, sappiamo i significati, le parole. Quindi occorre che dallo shock, no? Dallo shock, lo shock, come dire, che faccia avere questa spinta vitale che porta verso una nostalgia per il futuro, giustamente, che è magnifica questa cosa, la trovo straordinaria. Io sono intervenuta proprio per esprimere questa emozione. Ora ci troviamo di fronte a delle manifestazioni molto gravi, no? Che sono gli urli, che sono le bombe. Ecco, questa io non è che voglio risolvere il problema né pensarci, però effettivamente come faremo, no? Rispetto a questa strutturazione simbolica che ha avuto i vari urli, no? Io vedo qui anche manifesti che insomma mi interessano in modo particolare perché vedo qui un manifesto di un mio amico cubano che ho appena visto perché sono tornato da Cuba, quindi ce ne sono altri. E quindi come si fa a trasformare questi urli, queste bombe con cui siamo noi adesso a confrontarci come civiltà in questo momento o disagio civiltà? Questa è la questione, no? Come possiamo conservare questa spinta, no, vitale che effettivamente può vivere per sempre e che ci dà a qualsiasi età non una nostalgia del passato ma una nostalgia del futuro. Pare che si stiano definendo delle belle questioni. Se non ci sono altre domande, è quella possibile, o altri interventi, insomma. Direi che non ci resta che ringraziarvi a tutti per la presenza così attenta e significativa, ringraziare gli amici di Silos che hanno messo in piedi questa bellissima mostra con Nuria che ha reso possibile questa mostra, oltre che averla voluta con loro, e agli amici di Filippo Fiorello, Massimo Cacciari che l'altro via doveva prendere un treno e Francesco Valagus per averci dato, spero, anch'io, qualche suggestione per continuare a pensare ogni tanto. Grazie. Grazie Giulia.
Dico due ultime parole per ringraziare nuovamente a nome di Silos, di questa giovane associazione culturale che ha comunque trovato energie e collaboratività da parte di tantissimi. E ringrazio di nuovo la Fondazione Archivio Luigi Nono nella persona della Nuria Scheinberg che è qui presente, e nuovamente perché ci ha dato una grande fiducia affidando per la prima volta questa esposizione nelle mani di ma chissà cosa Noi ce l'abbiamo messa tutta, credo che siamo entrambe le entità, siamo rimasti entusiasti di del successo che c'è stato. E niente, lascio la parola al mio collega fondatore, cofondatore, siamo in tre, che abbiamo fatto questa esperienza, speriamo che possa andare ancora avanti. Grazie Giulio, grazie a voi. Le ultime parole volevo ringraziare anche i miei colleghi, la Claudia e Giulio, per la collaborazione in questo meraviglioso progetto. E speriamo di andare in avanti, forse riusciamo a presentare questa mostra anche nei prossimi mesi in Trento. Siamo buona fortuna e vogliamo chiudere questo evento con un atto di solidarietà con le vittime di Parigi, anche con le vittime di Venezia, con un momento di silenzio e sua partecipazione.